Basta una ragazza che vuole parlare con te. Ma lei chi è, scusi? Sono un amico di questa ragazza, siccome questa ragazza, diciamo la verità, si è innamorata di te. Si chiama Clitoride Pazzo, un attimo, è una ragazza che ha perso la testa e mi ha chiesto di chiamare perché non sì, voleva... va bene, ma lei chi è, scusi? Sono un amico, mi chiamo Amedeo. L'amico ho capito, ma mi chiamo Amedeo, mi chiamo, ma che te frega, tanto non ci conosciamo e noi non voglio mica farci niente con te, devo farti parlare con questa ragazza, insomma, Vincenzo. Ma che fa, scusi, ma ti piacciono i fondelli? No, ti piacciono le donne o no? Se non ti piacciono le donne dimmelo subito. Ma lei cosa io vuole? riattacco. Cosa vuole? Cosa voglio? Io niente, è questa ragazza che sto per passarti che vuol parlare con te e mi ha detto telefona. Sì, va bene, via. Perché se rispondeva qualcun altro io dicevo trovavo una scusa. Va bene? Va bene. No, che va bene, calmati, calmati. No, calmati, Naccherino, hai capito? Perché a me con questo tono non ci parli, hai capito? Stiamo cominciare, chi cazzo sei? Chi cazzo? Io ti ho detto. Vieni qua, mi telefoni e poi fa proprio l'imbecille, ma chi sei? No, come imbecille ci sarai tu, no, hai capito? Ci sarai, hai capito? Ma con chi parlo? Ma chi sei? Io te l'ho detto prima, mi chiamo Amedeo, va bene? Allora passa avanti, via, su, muoviti. A me muoviti non me lo dice, capito? No, io te lo dico così, tanto chi sei, tanto per cominciare. Ma te l'ho detto, terrone! Te è tutta la razza tua, terrone, sei un marocchino, ma cosa sei venuto a fare in Toscana? Ma torna giù nel tuo tacco dove stai bene! Ma terun! Ma vergogna! Negro! Ma chi è, scusi? Ah, buongiorno. Stavo parlando con quel terrone di suo marito. Ma te, il terrone è tutta la cazza tua, capito? Mi dica, ma fa mocche sorte, Mi dica. No, guardi, io con lei non ci devo parlare. Lei è la moglie? Sì. Ecco, c'è una ragazza che è innamorata di suo marito e io dovevo fare da tramite. Questo ha cominciato a dire cose stranissime, a dire muoviti. Senta, io le volevo dire una cosa. Una ragazza innamorata di chi? Di suo marito, Vincenzo. È tutto qui. Io ho solamente il compito di passargli questa ragazza e basta. Me la passi a me questa ragazza? E gliela passo sì a lei, ma a questo punto lui merita solamente questo. Ma lui perché merita solamente questo. Tanto per cominciare? Ma poi lo faccio vedere chi prima cornifichi la moglie e poi fai. Ma tanto mi ha telefonato, no? Sai dove sto io, no? Litigate fra voi. Ma non ho capito, ma che sistema è questo? Ma come sarai te, tanto per cominciare? Come? Mi dice per... Che sono io, cosa... No, un momento. Mi dice per favore chi è questa ragazza? Un momento, chi sono io, Vincenzo? Cosa hai detto? Ci sarei te che cosa? Ma scusi, ma lei chi è? Come si permette di entrare nella famiglia mia e fare questi discorsi? Guardi che stia molto attento, perché io ho capito chi è lei. E chi sono io? Io ho capito chi è lei e chi è questa ragazza. Non è assolutamente vera questa storia. Sicura? Stia attento perché io ho capito chi sono. Oggi comunque ne parlerò con il maresciallo Spadaro. Sì, e io col maresciallo Pampurio della squadra immobile. E così vediamo. Ecco, adesso le passo la ragazza, va bene? Ecco, Clitoride, vieni pure. Ma chi è questa? Dice c'è anche la moglie, io non ci posso fare niente, ha risposto anche lei. Io ho paura di parlarci. No, ci parli adesso, perché sennò questa qui dà in escandescenza. Io non voglio entrarci per niente. Ma che cazzata che è? Ma che cazzata. Mi passi quel transessuale, via. Sì, pronto? Ma senta, mi dica. Sì, sono io, sono Clitoride Pazzo. Ah, sì? Mi chiamano così, Clitoride Pazzo. Ma che scherzi belli. Mi piace tanto Vincenzo. E quando... Ma guarda che bel transessuale. Quando lo vedo sento un calore. Guarda! Che calore! Mi fuma! Mi brucia! Scherzo! No, non è uno scherzo. Comunque guardi, io ho capito chi siete. Io oggi ne parlerò con il maresciallo Spadaro. Sì, io col maresciallo Pampurio le rispondo. Senta una cosa, per favore, io vorrei parlare tanto con Vincenzo perché ho un calore. Che calore! Là mi brucia! Là mi fuma! Per favore, me lo passi. Hai fatto tutto? Hai registrato? Sì, ho registrato, Vincenzo. Registra anche con la telecamera, tutto. Pronto? Vincenzo hai fatto tutto, hai registrato. Il maresciallo, Pampurio, ma che sparare. Insomma, Vincenzo ha fatto tutto, questo è bello. Sì, ha fatto tutto con Clitoride Pazzo. Che calore, checca. Fate una checca.
No, mi sa che devo richiamare la stessa famiglia. Che ci posso fare? Ma insomma, non sanno sorridere. Le persone non sanno sorridere. Perché le persone non sanno sorridere? Quando questa dice, oh che bello scherzo, allora sorridi. E allora non fare, hai fatto, come dire, hai registrato tutto. Ma insomma. Dai, pronto, sono il maresciallo Pamburio della squadra immobile. Qua si dà il fatto che ci abbiano segnalato. Che fa? No, calmati, si calmi lei per Altra volta. io devo parlare con sua moglie. Amedeo ce la fa. No, non c'è Amedeo qua, io sono il maresciallo Pamburio della squadra immobile, Mi passi la signora, per favore. Mi passi la signora. Mi passi la signora. Allora, maresciallo. Io sono il maresciallo Bamburio. Bamburio. B come Balemmo. Palermo. Balemmo, B sì. come Balemmo. Sì. Allora, dunque. Andiamo via. A noi ci risulta che voi abbiate ricevuto telefonate tendenziose, tendenti a destabilizzare l'equilibrio familiare. Sì. È così? Sì, preciso. Di una certa clitoride pazzo che diceva di essere innamorata di lei e così via e così via, e sua moglie si è un po' incazzata. Allora, io siccome sono sulle tracce di questo signore che fa questi scherzi strani, perché abbiamo molte segnalazioni, no? Sì. Allora, io voglio dire, voi tenetelo in linea più possibile. Caro, è malato del cervello questa sua mamma. Lascia stare. Come si permette? Mamma poverina, ma non ha capito che è deficiente. Io sono un sottufficiale nel pieno possesso delle mie facoltà mentali. Ma la sua mamma poverina Mangio non ha sempre le capito mentine. che non capisce niente. Ma la tua mamma non ha capito, non capisce una sega? Una sega? Lei si permette di farmi una sega con la bocca? Senta, ma lei... Roberta. No, dice una sega. Senti un po'. Mi dica. Dimmi, te stai zitto, parlo io, le domande le faccio io, chiaro? Chi? Io le faccio. Ma perché fare imbecille per telefono? Io le faccio le domande, no, io vengo anche lì. Peccato che sono nella squadra immobile, che se fosse di un'altra squadra mi muoverei, e sono nella squadra immobile devo stare fermo. Sì, ma e tutto si muove intorno a me, a mia. Minchia, devo stare fermo devo stare, altrimenti mi muoverei. Giusto. Allora sono costretto a fare le indagini per telefono. Ma va a pranzo lei, scusi, Ma ci va a pranzo lei? Io ci vado a pranzo, ho già pranzato. Ho già pranzato. Fai il turno pomeriggio, allora mangia prima? Io faccio i turni che mi pare, le domande le faccio io. Va bene. Chiaro? Mi metto sull'attendi. Si metta sull'attendi. Va bene. Però qualche volta metta sull'attenti anche la minchia. Sì, quella senz'altro. Quella senz'altro quasi mai. No, dici te. Che sua moglie è venuta a lamentarsi. Ah sì? Sì. Madonna santa. In casemma. Con 2M. Casemma. 2M. Casemma con la R. Casemma con la R. Casemma con la R. Vabbè, via. Bamburio con la B. Sì, grazie. Prego. Allora, se telefona questo signore, questa signora, eccetera, questi signori telefonano? Pronto? Pronto? Lei deve fare quanto segue. Sì, prenda la cornetta, la connetta con la R, e se la ficchi in do culo. Sì. Tanto fratterroni ci capiamo, Ma perché sul terreno un po' più settentrionale io? Settentrionale del cazzo, della punta dello stivale. Allora guarda, io e te ci siamo capiti? Guarda, maresciallo caro. Mi segui? Pronto? Attendere, prego. Attendere, prego. Sì, vai. Comunicazione della caserma, attendere, prego. In linea con la squadra immobile, attendere, prego. Attendere, prego, il maresciallo in questo momento ha da fare, tornerà tra un istante. Questo è un nastro registrato, attendere, prego. C'è sempre sua moglie lì? E se è il disco come fa a sapere queste cose? Questo non è un disco, è un nastro registrato, preregistrato, quindi è un'altra cosa. Ho capito. La registrazione della registrazione. È la registrazione della tua stupidità. Sì, ma bisogna vedere chi è più stupido, però.
Forse tu. No, non penso proprio. Forse tu. No, penso proprio. Forse tu. Sì. Tu, sicuramente tu. Ma è stupido. Guarda, a questo punto era proprio. Non ne potevo più di questo individuo, Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.